Il segretario del PD, Matteo Renzi, a Treviso al mattino, a bordo del treno Destinazione Italia, l'altro Matteo, Salvini, atteso la sera al K3. Sullo sfondo la campagna elettorale del capoluogo, ieri sera alla riunione della circoscrizione di Treviso, la comunicazione informale ai militanti che il candidato della Lega sarà l'attuale capogruppo ai 300, Mario Conte. Per l'annuncio ufficiale si attende solo la presenza del leader del partito. Ribadita anche l'assoluta chiusura nei confronti di Giancarlo Gentilini, vista la sua volontà di appoggiare la candidatura di Andrea De Checchi. Giochi fatti, ci credono in pochi. Lega e Forza Italia continuano a trattare a livello regionale. Il coordinatore azzurro Fabio Chies è convinto che l'accordo si troverà. Se si trova una sintesi su Treviso e su un nome che valga per tutti, noi siamo a completa disposizione con gli amici della Lega per trovare una sintesi. Penso e spero che questo verrà fatto nel più breve tempo possibile, perché abbiamo sempre dimostrato che dove corriamo uniti col centrodestra vinciamo. Ma per fare sintesi sul tavolo deve arrivare un terzo nome. Ad aspettarsi il colpo di scena è anche il segretario cittadino del PD, Andrea Michelan. Io credo che effettivamente alcune sorprese dovranno ancora venire, perché Forza Italia e Lega sono due forze che mi sembrano ancora in riflessione, anche se hanno buttato lì la palla. Adesso mi sembra che ci sia ancora molto da giocare. Michelan, che come gli altri dirigenti del partito si appresta ad accogliere Renzi, atteso per domani sera alle 18:35 a Conegliano e il mattino dopo dalle 7:30 a Treviso. Un tour il suo che parte dal nord-est e da un Veneto che si è appena espresso a favore dell'autonomia. L'accoglienza che troverà resta un punto di domanda. Penso che molto dipenda dai messaggi che verranno lanciati da Matteo Renzi. Penso e auspico che siano messaggi rivolti all'innovazione e allo sviluppo economico. Questo credo che è quello che ci aspettiamo da queste parti.